Che alle non... Sì, sì, sì. Non deve Bisogna tanto vedere se acconsente la Ma Aurelio mi ha minorenne. detto no, io chiedo sempre. Aspetta che la aggiustiamo. No, poi. per Se gli la altri- minorenne Magari mettila bene. No, è già sul giornale online anche. Ma Vabbè, sì. però io ho la pagina della parrocchia. Pierino Vargiu Ma grazie. deve venire a Lula centenari. per completare il coso, quindi verrà in parrocchia qua Ah, per ok. fare la storia di Lula, perché adesso è attuale. Oggi era già con un impegno in faccia. Quello è già il centenario della Sardegna già. Tutti quanti intervistati. Sì. Mia lei dice come che si schittano. Lei a chiedere non la foto, sa il sindacato. Bene, siamo su. Ah, tu sei sesso. Dai, con la sindachessa. Aspettate se riesco Sì, a diciamo. fare. Mettila lì. Ma che belle tua catena. Bene, va bene. Mi sta camicando Bene, per bene, fossale schifo. Devo respirare. Ecco, siamo La sade lo sa RSA dell'Uvula che oggi è stia Placidedda, comprete Kentannoso e i nostri familiari sono tutto poi a questa cerimonia di augurio ed è campare da canto se ne pensata che se ne disizata isa a te in serenità e in salute quanto più possibile. E no che beste Don Tottoni che venne tu a Liaccheronore. Assessore lui, Teresa lui. Ecco, l'assessore Teresa Loi in parte in funzione del suo sindaco e in delega, poi Liaccheronore. E no che La sua amica sua, Poi tutti gli anni che ci sono in base. Adesso tutti assieme gli facciamo gli auguri. Tanti auguri. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Placida. Tanti auguri a te. Aspetta, ma quella cosa, perché sei una brava ragazza, perché sei una brava ragazza, perché sei una brava ragazza, nessuno la può negare. E fiura, 100 anni, vai! Gli abbiamo consegnato il soldo! Come si passa a Placida? Certo che sì. Abbiamo consigliato il sonno, dai. Ci danno bene. Quindi, e tanto Una augurio. donna bellissima. procediamo allora. Io vado in chiesa e porto l'Eucaristia. Sì, La messa non ne diciamo perché Dia Placida è stanca Sì. e reggere una messa è pesante, certo. Portiamo la comunione e così la ricevono tutti gli ammalati che... Non così, già La parlo. palma E poi la palma per Caterina bella bella. Sì. Va bene. Sì, sì, Non sì. dai con A gentile richiesta. E voi dopo siete Dopo posso venire con lei. No, sappiamo. E poi Caterina. State avendo molto. Che è scateriato? Credo sul numero sul telefonino dei soldi colosa. Ecco. Maureggio, può andare a qualche cosa può sia tua? Se non viene nessuno. Eh. Sì, io intanto voglio ringraziare i signori presenti, Maria Teresa che è in parte del suo sindaco di Luvra, che noi spirituendo, i musaspeanne a Peppe, Ciccolini evidentemente a tappeto per Caterina. Chi tutto si incarico. Che cascata Peppe non ho... E quindi sono contento che diano in oca che ne è questa cosa, sono molto contento dopo sempre che è spestato volontariamente a fare l'onore a questa zia Bessa, che li segue sempre, tutti quanti pazienti, ho visto che c'è cosa, e poi tutte le amiche e le persone che non mi ricordo che hanno sei musei, per esempio che c'era Filippa, adesso non c'è, Mariangela, Caterina, tutti quanti, a Sinistio,
non si riputia d'accordo. Una via che è abituata, pariati in famiglia. In domo sua. Il bello di questa struttura è proprio quello, che si arriva a 100 anni proprio perché è una famiglia. Era questa una famiglia di tenere Quindi in questa occasione volevo ringraziare Quindi Antonio. Antonio, che è frate mio. Collaboratori. Antonio, è frate mio. Non c'ero io, che mi ha Aise Mauro. È uguale. Non notte, e quindi là. Ma non solo, questo che Antonio lo chiamano a babbo, no, che... E poi l'amministrazione... Per questa amministrazione noi ringraziamo Antonio che abbiamo tutte queste belle cose, nonché le centenarie che vengono a Lulla Ad invecchiare, ad invecchiare bene. E quindi diciamo che è una bella realtà, dobbiamo essere contenti di ospitare zia Placida e tutti gli altri che sono qui ospiti di questo. E speriamo di venire meta del centenario. Il meta centenario, no? Una particolarità dei prossimi centenari di Lulla, zia Placida di Bitti, a novembre ne avremo, a Dio piacendo, un altro di Urune che è qui a Lulla a casa della figlia. A febbraio avremo una signora sposata a Lulla, zia Maria Baroniessa, che comunque Ma che sia è vissuta. Una di Lula ce l'abbiamo. No, sto dicendo che è vissuta questi ultimi prossimi, quindi vuol dire che l'aria è buona, l'ambiente è buono, quindi vuol dire che il paese rende possibile un ben vissuto per il paese della i nostri longevità. anziani. È il paese della Caro longevità. assessore, cominciamo a fare le pubblicitate. Ma poi si vede perché a Pompeo sapete zia Placida senza correttori e senza lifting. Ma Non si usate la Don Crusese, mancate il music. È buona la verità. No, permettete. Bene, sul direttore si struttura e te è non proprio era. belletta, belletta. Non era una scarica cosa, dai. Ecco, presenta di struttura, no? La struttura è gestita da questa comunità, da questa cooperativa sociale che si chiama Lo Scoro, che è nascita tantos anni, praticamente da Isunutta. E su bastante è diventata una delle realtà più importanti del suo territorio, sia a livello di servizi che vogliono per la gente che ne ha bisogno, principalmente è nascita per questo. E poi viene a livello lavorativo, magari come siamo tantos anni che richiamano personale che non riusciamo a zappare. A zappare, il problema è in cui. Però viene a questo livello, insomma, azienda è un'azienda minore, ma è carico molto florida, insomma. Ecco, il Tesinara si struttura ed è che si occupa solo di anziani? No, in realtà questa è una comunità per disabili. Per disabili? Non è proprio per anziani, viene si batte di anziani, ma in genere sono comunque portatori di patologie. Noi abbiamo un target specifico, che non spieghiamo a fare un ubetto, di una specialità specifica, comunque di tutto un po' come intesinato in italiano. E su questo, come intendiamo, volutamente, magari la domo è enorme, abbiamo potuto ospitare per 20 persone, ma in che vimos che va a casa gente, che è trattata bene. Beh, la trattano bene di sicuro in tutto, però si comincia a bastare troppo numero, fino si pensa gente meta, non si può decidere. La qualità purtroppo funziona così. Dunque noi non manteniamo il numero al basso proprio per cercare di dare il mezzo possibile. Dunque, la struttura si narra? Due scuole. Due scuole. Queste, oltre che su simbolo della moda, del suo carabene, è pure dedicata a una idea che in Cagliatino che il suo Santo Francisco, che non era appunto due scuole. Quanto l'assistito Sazzer in questo momento? Mai più di vecchie. Mai più di vecchie. Non è nata appena 7, però non è mai più di vecchie. Manco in certo spirito particolare, tipo estivo che non permettiamo, insomma, le binne poniscale con le prusca, la famiglia hanno per necessità, dunque noi d'altronde bisogna preoccupare, Certo. però passare sul carico familiare. Certo, non è facile che non nos azzoniamo, né sul pubblico, sul privato, per essere Dio, ma questo è normale. Questo uomo che si è spiegato molto in tutto il mondo, sia nell'ambito della cooperazione sociale e di questo settore del lavoro. Che questa donna è stata comparata grazie all'aiuto di tutto Zaid e dai carichi uristeri non zetterica.
abbiamo fatto una domanda per un mutuo che devo tornare io personalmente, invece il superstante non se ne ha fatto nulla, anzi non appunta anche tornare a Sadomo, che abbiamo già pagato un italiano una parte dei suoi nati, no? Se non che grazie a una proposta di un compagno che è cominciata questa specie di gara di solidarietà e in giro e poco tempo da chi in bevia, per l'esattezza, non hanno posto una cifra. Soltanto che serviata pro andare a dare. Ma che erano aspettito nulla a nessuno, e che non l'hanno fatto fermare, manco ricevuta o firma di garanzia. Superstante su una lì, a parte ciò che dobbiamo alla banca che l'hanno storata tanto gente, anzi batto una banca che l'ha fatto diventare un modo di finanziare sul terzo settore, esa parrocchia, esa curia, è una banca che finanzia solo su Questo tipo di attività. Insomma, è un bene collettivo, questo atto della collettività, insomma, cioè su contributo della collettività, non quindi... solo per questo motivo, la comunità è vera, questa comunità è vera, non è costata a sé, ma è costata che non che... questo è il le attività che ti è successo, che te lo potete immaginare, è una specie di porto del mare, no? Quindi venite a 12 gradi, viene la gente che ogni tanto ha di notte brinca sul cancello, che non avvisare, e la gente lo vuole sempre pronta a non colpire, a non mantenere, a non tranquillizzare e a non avvisare poi fino a che è scapitato proprio lo storare museo. Quindi in realtà la comunità vera non è questa. No, è scusa, è tutto Zaida, insomma, certo. Un bel esempio per l'uvola, questo io anzi tocca ringraziare Canessi che in questa possibilità che ti scrive che in l'uvola batta un'attività di questo tipo che non è da poco conto, che è un esempio viene a portando la terror Adesso vi ho detto un esempio per il mondo, cioè questa è la dimostrazione che dai nulla, che io quando ho cominciato queste cose non sono una persona ricca, babbo è un minatore e dunque rinare noi scriviamo, però questa dimostrazione che un mondo mezzo è possibile. Se la gente non si dà via a rofonare, a peccare in aria, a mannicare, a querer ingollire il mondo come designate sempre, si può stare bene a che mi sta bene l'altro. Poi sì, ripeto, non è facile, basta un sacrificio, fino a tutta la gente che ha lavorato e che lavora, compreso. Però penso che, ripeto, che sia una dimostrazione che un mondo mezzo è possibile. Quando si pone tempo prima sul cuore e poi la bussacca, anzi due scorre, manca una bussacca, si necessita arrivare a tante cose, insomma, la volontà di hackere è scusta. Complimenti, veramente, è un'iniziativa e un servizio indispensabile per non spacco. E ormai penso io penso che la fortuna di questo luogo, oltre a ciò che siamo noi, comunque, lo ripeto, la fortuna prima della equipe, le persone che vi lavorano, batta gente, tra virgolette, studiata, ma fino a gente che io che proprio un titolo di studio, travagliando in questo settore, vecchio al teatro, compreso. Archivia consultore, anzi, archivia no, proprio chi ha studiato è su primo che esiste non basta, è una cosa che non basta di tenere uno canto a papiro o perché proprio sul cuore, questa è la base del partenza. Deve decidere su cuore, deve decidere in questa cosa, se no, se sposa convegna non si ha che indese No, io penso che mais casos che sono si chiamano a barrare, che poi la difficoltà ti scusa, che è un lavoro che il suo tempo ti usura, ti crea in corpo, riesce in sacarena e che si acconga, quindi veramente io ringrazio tutti i giorni che io è vero che in caso no, che devi avere no, però a me non me l'ha ordinato il dottore, no, io questo esiste perché io ho deciso a un certo punto è un seppero di vita, esattamente, è vita mia questo, però la gente che veste e noi ripeto che lo bene si stipendio che piccano non deve bastare mai, non penso per suo che ha
zia Placida, come un scinetto che non poteva fare dare. Ma se non avete stato una buona testimonianza di questo, penso che il raffranzo dessa gente sia la cosa più bella del mondo. No? Ne potrò che testimonianza che una dia mi ha firmato che ne timbizi in questa curva della medio che non mi ha contato parte della storia sua, mi ha contato ma un romanzo, pariata, un letterato contando questa storia pariata. Bene, bene, quindi assessora, questa è una struttura che non pago conto, questa idea, Questa è insomma. una struttura importante per tutto l'Uvula, ma infatti l'Uvula è abbastanza cosciente di questa struttura e soprattutto sull'Uvuleso comunque, e spero che si ammetta da innanzi, lo comprendano praticamente il metasa che bisogna da i salvità nostre che sono più vestos e comunque per le persone che non hanno bisogno, che si creino strutture di quei minori e che siano trattati come una famiglia, praticamente sono anziani. Questo aiuto giusto, Questo aiuto necessario, giusto, certamente. Che è questa l'importanza. È chiaro che un occhio di riguardo da parte dell'amministrazione è battesse no, verso l'amministrazione e soprattutto verso la regione che sul comune bypassa poi sul le risorse sono poche. Le risorse sono poche e quindi bisogna comunque di dividere, ma è la regione che si deve porre sconto che in mezzo anche di strutture enorme deve poi puntare su questa struttura a misura d'uomo come certo. Da questo è importante. Che poi che noi essini, che comunque essini vista il Luvula, che possono essere, possono passeggiare anche in parte della comunità e quindi sono integrati in questa comunità e non sono isolati, come ti vengono in queste strutture che sono relegati poi alla fine. Quindi uno è detto come esempio, noi possiamo dire no. Ecco, Don Coseggio, questo servizio di voi prestato da gente volenterosa, sono questa dimensione della pietas, in quale dimensione viene in visto da essa creia? Io penso che questa specie di Michele, di solidarietà, veniti proprio da suo Vangelo, che non nata del nostro verbene, del nostro stimare, sono pisati, è proprio l'essenza della parola di Dio, del Vangelo di Cristo, che è venuto proprio a portarci l'amore di Dio, l'amore del Padre e dandoci un esempio, ecco. Quindi la comunità in questo senso vive e incarna la parola del Signore. Ovviamente ha avuto pieno appoggio da questa parte, della parrocchia, della creia in È una generale. bella realtà e noi siamo contenti che sia preso, come diceva l'assessore, davvero queste piccole strutture secondo me, anche dal mio punto di vista, sono essenziali perché sono proprio una famiglia, mentre nelle grandi strutture dove iniziano ad avere 25-30 persone sono seguite, però diventa già un pochettino più problematica la cosa. Spersonalizzante. Sì. Invece no, che non sono scarcuno. Ma poi qui sono persone che vengono da diverse comunità, tu li vedi uscire davvero quando è bel tempo, quando che possono, fanno la passeggiata, qualche volta li portano in chiesa, li fanno partecipi delle feste, passano, magari qualcuno li invita al bar, sono integrati bene. Queste persone qui non sentono il disagio di essere magari inferiori, tra virgolette, alle persone come noi che, grazie a Dio, ecco, abbiamo tutto, stiamo bene. Ecco. Bene. Bene, e tanno augurioso, va bene, basta gai, stanca molto di voi, a mentor videre. Addio a tutti.